Per Giovanni Comisso era la terra dove, per tutta la lunghezza dal lago di Garda al Friuli, digradano questi monti in ameni colli ricchi di vigneti e di frutta, dove sulle cime più belle o una villa del Palladio o un santuario o un antico castello attraggono con incanto lo sguardo. È con queste parole che lo scrittore trevigiano definiva la Pedemontana Veneta a 100 chilometri ricchi di storia, natura, bellezze architettoniche che oggi sono diventati un vero e proprio prodotto turistico. Alla BIT, la Borsa del Turismo di Milano, la Regione Veneto ha presentato questo nuovo tematismo, un'idea nata qualche anno fa che oggi trova compimento. Soddisfatto il suo artefice principale, l'assessore al turismo Marino Finozzi. Abbiamo una guida touring che la riconosce, abbiamo presentato l'Universo Mondo del Turismo oggi qui a Milano, quindi crediamo che da oggi in poi si possa pensare che con ottimismo la Pedemontana contribuirà a far crescere il turismo in Veneto. Un importante strumento in termini promozionali sarà il neonato Consorzio Regionale di Promozione Turistica Pedemontana Veneta e Colli, che riunisce operatori delle tre province, cioè Verona, Vicenza e Treviso. Ha sede a Bassano ed è presieduta da Roberto Stuni. Ma le funzioni di questo nuovo consorzio saranno quelle essenzialmente di commercializzare i vari prodotti all'interno di quest'area tematica. Prima di far questo però bisogna costruire questi prodotti, ecco perché ci stiamo attivando per innanzitutto innalzare l'attrattività di questo territorio e andare a segmentare quelli che sono le eccellenze in questo territorio, per cui turismo legato allo sport, questa fascia rappresenta praticamente tutti gli sport outdoor possibili, dal cicloturismo al volo libero, al rafting, per cui un'infinità di sport, fino ad arrivare poi, attraversando cultura e arte, per cui ville eccetera, all'enogastronomia, altro prodotto importantissimo per questa fascia. La Veneta si inserisce all'interno della strategia di destagionalizzare un turismo che è sempre più concentrato in brevi periodi dell'anno. Questo territorio offre opportunità per essere visitato nei 12 mesi l'anno. Durante l'estate ovviamente è la stagione dove il turista ha maggior tempo disponibile, ma la primavera, l'autunno e l'inverno in questo territorio si possono trovare prodotti e manifestazioni culturali di altissimo livello. Ambizioso il progetto di portare a Vicenza i mondiali di ciclismo 2020 con passaggio a Monteverico. D'altra parte il territorio della Pedemontana è particolarmente adatto alla bicicletta. Certo, dei 1200 km che il Veneto ha tracciato da un punto di vista cicloturistico, molti di questi li troviamo in questo territorio. È l'incrocio ad esempio del collegamento Monaco-Venezia, dell'asse che collega l'Austria con il Brennero e quindi giù verso il lago di Garda, e poi dei percorsi trasversali che permette al turista di godere quello che è il modo lento di conoscere questo territorio, con percorsi che durano una giornata, un weekend o una settimana. Sono in programma iniziative di promozione commerciale vera e propria dell'area pedemontana. Dal 27 al 29 marzo prossimi a Bassano del Grappa si svolgerà la prima edizione di Pedemontana Expo.